Buongiorno Renzo, buongiorno Leo. Buongiorno. Ritrovato, siamo sempre Grazie. Che mi chiamano professor Maggi adesso. Grazie. Bene. Insomma. Senta, professor Maggi, spieghiamolo ai nostri ascoltatori. Dove siamo qui? Siamo a Porto Viro, sulla strada statale Romea, quando si sente il movimento di auto. Bene. Sono le auto qua della Romea e che dire, ospiti della osteria. Allora, mi sgridano perché dico Basso Polesine. Comunque, siamo nel Delta. Delta, bravissimo. Io ci terrei a dire Basso Polesine, però No, il più bello Delta. Qualcuno mi critica, siamo nel Delta, però vogliamo parlare, anzi tu ci avevi provocato per questo. ZLS, questa opportunità per le aziende che possono usufruire di sgravi fiscali e costruire e fare aziende più o meno da Polesella fino a Castelmassa, più o meno. Sì, Bergantino, la fascia. Addirittura fino a Bergantino arriva. Sì, cioè, i comuni che fanno parte della ZLS, che vuol dire zona logistica speciale. C'è una piccola parte del comune di Venezia Marghera, Mestre Marghera e tutti i comuni della fascia rivierasca più Mosaro e Rovigo. Quindi c'è anche la zona industriale di Rovigo interessata da questo. È un'opportunità importante per sgravi fiscali, appunto, come dicevamo, però abbiamo visto sui giornali una importante rappresentanza straniera per venire a investire qua. Infatti la cosa interessante degli inizi di questo mese, siamo ovviamente a giugno del 2025, un gruppo di operatori stranieri, credo una decina di paesi, sono arrivati per visitare le aree di cui si fa riferimento in questo caso, e cioè la zona industriale di Marghera, le aree dedicate, e la zona di Rovigo. La visita della delegazione, 10 paesi, 10 paesi stranieri, interessante, molto interessante, Saudita, eccetera, Emirati Riuniti, e sono venuti a Rovigo e a Occhiobello. E che cos'è la zona logistica speciale? Quali sono le agevolazioni? Le agevolazioni sono un credito d'imposta di X migliaia di euro, che vuol dire che chi investe non paga tasse, cioè, ha un credito d'imposta per addirittura 2 o 3 anni, devono stabilire perfettamente la quantità. Ma la cosa che bisogna rimarcare è che non ci sono mica agevolazioni di questo genere in nessuna parte d'Italia, se escludiamo il meridione. Cioè non esiste un'agevolazione fiscale, mentre quindi da noi siamo una macchia bianca. Che sarebbe... Però approfittiamo di Leo, visto che siamo Delta del Po, noi siamo del Delta del Po. Esatto. Quanto ha inciso, al di là di un problema politico che sono stati bravi a ottenerlo, però quanto diventa appetibile, e mi allaccia il Delta, la Traspolesana, le 2 uscite dell'autostrada, un'autostrada importante come la Pirubì che si allaccia lì, un'altra autostrada importante che è la Padova-Bologna, mentre qua stiamo ancora soffrendo la mancanza della Romea commerciale, esatto. E non solo, non manca una strada ferrata, addirittura quel poco di strada ferrata che avevamo ancora chiusa. Cioè, quanto incide la viabilità? Può incidere molto. Il Basso Polesine, diciamo la verità, anzi il Delta del Po, diciamo la verità, rispetto al resto della provincia è partito con una velocità superiore, con un grosso passo in avanti in più, perché aveva l'arteria della statale 16 della Romea. Cioè la statale 16 è all'altezza di Rovigo Polesella, la Romea è quella che abbiamo alle spalle. A proposito, voi sapete perché si chiama Romea? Ma dai, non sapete perché si chiama Romea? Si chiama Romea perché quando c'è stato il primo giubileo, quindi stiamo parlando attorno all'anno 1200, i pellegrini andavano a Roma passando ovviamente per la costa. Esatto. E quindi, siccome andavano a Roma questa strada si chiamò Romea.
Ma quante ne sa? Vabbè, ma per niente è il nostro professore. Sì, no, Lo so io. No, ma andiamo. Però, luminare barone. sai cosa pensavo? Allora, questi insediamenti che stanno valutando il territorio, che è una bellissima cosa, perché quando arriva questa gente importante è giusto che fanno questi insediamenti e sono lavori, posti di lavoro. Ma guarda che vale anche per gli investimenti piccolissimi di Rovigo. Ma quello che io volevo arrivare, visto che il nostro delta meraviglioso, che vive naturalmente di pesca, di agricoltura, e quei mesi di turismo, se ci fosse la possibilità che qualcuno si innamorasse anche di qualche territorio, di fare qualche insediamento che non porti veramente cose inquinanti, cose utili, che può essere delle fabbriche che fanno veramente, mi ricordo che a Loreo doveva insediarsi, che dopo è saltato il progetto, quella fabbrica che faceva i vetri, diciamo, antiproiettili, quei vetri speciali, quelle attività che portano lavoro, perché è bello sì, diciamo, abitare in una zona così, la Romea frequentata da tanta gente, un bel traffico, però come industria noi non abbiamo niente. Parlo di Rosolina, a Rosolina, ma anche qua credo a Tagliafuoco non ci sia veramente delle grosse. Può essere che proprio la viabilità ha creato questo problema. Che questo problema che... No, non la viabilità, perché la viabilità di Portoviro, la viabilità nei comuni attorno alla Romea è una viabilità scorrevole, è una delle vie più trafficate d'Italia. Esatto. È che deve essere messa in sicurezza. Questo è che... E su questo io so che il governo, le amministrazioni comunali si sono molto impegnate su questo. Ovviamente sollecitano la regione e lo Stato. Bisogna fare un appello ai nostri rappresentanti a regione? No, perché è statale questa. La Romea è una strada statale. Sì. Posso fare una domanda? E quindi i nostri rappresentanti a Roma, quindi stiamo parlando di coloro che vadano dal ministro dei lavori pubblici a tirare. Abbiamo pagato noi del Delta la scelta di fare la pedemontana? Che senso abbiamo pagato? Hanno fatto la pedemontana e le energie per fare la pedemontana, che tra l'altro ci sta dimostrando un flop, è ricaduto sul fatto che non fanno la Romea commerciale. No. Questa, allora, niente a che fare. Questa è la mia cattiveria. Questa è una tua cattiveria. Te lo rispondo in alto polesano. Tut nater quel. Cioè, sicuro? Ma sicurissimo. Anche perché la regione non può mettere i soldi sulla statale, perché la statale è l'ANAS. No, quindi... però perché è intervenuta l'assessore De Berti per presentare la variante della Romea commerciale? Perché è l'assessore alla viabilità. E quindi non ricade nella regione? No, è assessore alla viabilità e ovviamente la viabilità è tutta intrecciata, perché se anche la strada è statale o regionale, la competenza si interseca e bisogna dialogare. Il problema vero è che la pedemontana, che finalmente è finita con 10 anni di ritardo, è una arteria che è intervenuta su un'area densissima di abitazioni, ma soprattutto densissima di attività, che avevano la velocità relativa fra gli 8 e i 10 km all'ora, cioè diciamo che la velocità che si riscontra sulla Romea mediamente sono 55 km. Sì, ma è altissima, quindi però sai, il problema qual è? Quella della sicurezza. Che volevo fare una domanda, vedere se riusciamo a trovare una risposta. Come mai è stata, diciamo così, la Transpoesana fermata proprio, Rovigo si è fermata e stop, che doveva... La Transpolesana è una strada statale anche lei, si è fermata a Rovigo. Poi c'era l'ipotesi di diventare autostrada, di fare il pezzo, fatto il progetto, fatto tutto, è stata una delle cose strategiche sulle quali poi non si è potuti andare avanti, perché
la regione che era protagonista di questa cosa a un certo punto si è tirata Ha via. detto stop. Chiedere notizie al presidente della regione. Sì, no, ma era perché, sai, dava veramente un flusso importante a Infatti quello che può avrebbe essere. potuto portare, Esatto. era l'autostrada importante per Rovigo, Esatto. ma Certo. la prossima volta che incontrate il presidente Zaia chiedetelo. Quindi, Va bene. ricapitolando, Ecco. ringraziando Leo, ringraziando naturalmente Grazie, il grazie. Pape. Io vi ringrazio No, voi no, per l'invito. non sta pensando Stia attento alla R. Stia il nostro, attento alla Bruno, R. cos'è, il nostro barone, Ecco. lo scopriremo solo vivendo se finalmente arriverà la Romea commerciale. Io Che so sarebbe che una più o gran bella meno cosa. 20-30 anni che se ne parla. Sì, è vero, è vero. È una è di vero. quelle opere che sulla carta ho paura che diventi come quelle insolute, tipo, forse qua mi allargo, il ponte sullo stretto, la E45 che da quando la conosco non devono ancora finirla. Diciamo che la E45 si presta molto a questa, si presta molto. Quindi, sperando che magari i nostri nipoti, dico anche i nostri figli, possano vedere la Romea commerciale. Però, sai, Renzo, e dopo concludo, il fatto è che sarebbe uno sviluppo veramente importante per tutto, diciamo, il Delta e anche per Rovigo, questa Romea commerciale, perché allora cambierebbe veramente il scenario. Rovigo, Ferrara, è la dorsale. Esatto, sarebbe una cosa meravigliosa. Ma tutto l'asfalto cosa serve? A fare in modo che le persone si conoscano. Ma certamente, il discorso che si faceva prima, sperando che questi insediamenti. Va bene. E quindi quello che si dice lo scopriremo solo vivendo. La nostra. Grazie, grazie Leo. Evviva, grazie a voi.